49esima edizione del Gran Premio Città di Vinci, sesto memoria all'ingegner Alessandro Bertini, infatti questa è una prova della Challenge Bertini. 19esimo trofeo Luciano Gaggioli alla memoria, 12esimo trofeo Armando Pettinati, secondo trofeo Cesarino Allegri. Gentili telespettatori, ci troviamo nella città di Leonardo, nella città di Vinci, con l'organizzazione a cura del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, con la commissione ciclismo del comune di Empoli e la preziosa collaborazione del comune di Vinci, che anche quest'anno ha allestito questa importante manifestazione per la 49esima edizione, ormai un appuntamento classico per il calendario della categoria Under 23 in Toscana e non solo. Infatti le formazioni sono venute anche dal resto d'Italia, un percorso altamente spettacolare con 7 ripetizioni della salita dello strappo verso le 4 Madonne, che selezionerà gli atleti in vista poi dell'arrivo in leggera salita nel centro abitato di Vinci. Un arrivo impegnativo, un arrivo che regala sempre grandi emozioni. Tanto la firma Marco Zamparella della formazione di casa della Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, che apre ovviamente le iscrizioni. Poi ancora la ciclistica Malmantile, la Reca Mocador, la Modevita Etruria Team, l'acqua e sapone Team Mocambo, la De Angeli Versilia. Intanto prima della partenza l'assessore allo sport del comune di Vinci consegna un riconoscimento al campione toscano Cristian Sbaragli, quindi la Bedogni a Nico Natalini, la Big Hunter FP Auto Sianese, la Caparini Village Vibert Italia, la Delio Gallina Colosio, il gruppo sportivo Terno Impianti, la Gragnano Sporting Club, la Campi Bisenzio, lo Plav Vega Track Italia Valdarno, l'Idea Shoes Madras, la Mastro Marco Chianti Sensi e la Work Service Brenta. Queste le formazioni alla via. Infatti abbiamo visto l'assessore dello sport del comune di Vinci dare il via agli atleti, ai 110 atleti che hanno preso il via e che affronteranno i 122 km e 500 metri del percorso. Ancora questa è la partenza ufficiosa. Abbiamo visto Michele Turri nelle prime posizioni del gruppo, l'ex campione toscano ciclocross della categoria juniores di qualche anno fa ormai, il titolo di Turri. Intanto una panoramica, siamo ormai in vista della partenza ufficiale, giudice di arrivo Billy che dà il via agli atleti e a questo punto inizia ufficialmente ed inizia subito in salita la corsa, inizia subito in salita questo Gran Premio Città di Vinci, perché si affronta subito la prima ripetizione della salita verso le 4 Madonne, quindi subito un avvio impegnativo per questa corsa. Poi saranno 7 in totale le ripetizioni. Intanto vediamo Andrea Fedi, vincitore qualche giorno fa all'Ippiano di Monte Santa Maria Tiberina in Umbria, con davvero una bella vittoria per lui, la prima stagionale. E lasciamo sfilare tutto il lotto dei partecipanti. Arrivano anche le maglie della Reca Mocador, formazione emiliana, e poi via via tutti gli altri e a chiudere gli atleti della Big Hunter FP Auto, che chiudono il gruppo. Adriano Dini, Sandro Manzi cureranno l'informazione in corsa, sempre prezioso il loro lavoro. Intanto con le immagini siamo al secondo giro, siamo in vista di località Sovigliana. C'è un drappello già numeroso davanti, praticamente la battaglia non è mancata sin dai primi chilometri. Al comando troviamo il dorsale 80 Nicola Gaffurini, Delio Gallina Colosio, insieme a lui il 124 Federico Pozzetto, Idea Shoes Madras. Poi con il 75 troviamo in testa ancora della Delio Gallina Andrea Barbetta. Poi con il 114 è invece presente Cristian Sbaragli, il campione toscano. Con il 94 troviamo Stefano Lucchesi della Gragnano Sporting Club. E continuiamo con il numero 81, è presente in questo drappello Corrado Galampa, sempre della Delio Gallina. Con il 119 invece troviamo Alberto Bettiol, con il 121 Giuseppe Brovelli, con il 125 David Tintori, con il 112 Antonio Merolese. Con il numero 90 invece è presente Mantas Bliachevicius. Con il numero 18 sempre in questa fuga troviamo Mirko Martelli. Intanto dietro stanno cercando di recuperare. Qui vediamo con il 129 Antonio Nalfino che guida l'inseguimento del gruppo, gli dà il cambio il compagno di squadra Samuele Galligani, entrambi della Mastro Marco Chianti Sensi. Alla sua lotta ancora Nalfino, e poi ancora le maglie sempre presenti della Delia Gallina Inox Colosio
sono sempre davanti, sono numerosi nella fuga davanti gli atleti della formazione bresciana e sono numerosi anche dietro nel tentativo di tamponare ovviamente l'inseguimento del gruppo quando abbiamo percorso 25 km di gara dei 125 in programma. Gruppo che sta recuperando nei confronti della testa della corsa. Vediamo il plotone particolarmente allungato in questo frangente quando stiamo entrando in località Sovigliana. Il gruppo accusa un ritardo di una decina di secondi. Intanto salutiamo anche l'Amanda, giudice in moto in questa occasione. Passa anche Colin Valzac e via via tutti gli altri. Arriva anche Luca Wackerman, grande stato di forma per l'atleta milanese della Mastro Marco Chianti Sensi, viene da 2 terzi posti prestigiosi. Vedremo cosa riuscirà a fare quest'oggi. Intanto siamo nella terza ascesa delle 4 Madonne, chilometro 38 di gara, e Giovanni Petroni a fare l'andatura, dorsale di gara numero 98, tratto in salita. Si fa vedere anche Stefano Verona, il giovane atleta della formazione Idea Shoes Madras. Intanto siamo nel tratto proprio più impegnativo con Peroni in testa, Verona in seconda posizione, poi in terza ruota abbiamo visto Fruzzetti quarto e Simone Bernardini quinto e Carmelo Consolato Pantò. Queste sono le posizioni in testa al plotone che quindi è tornato compatto. Ecco qua con il dorsale numero 5 Michael Fruzzetti, continua a fare l'andatura Giovanni Petroni della Gragnano Sporting Club. Secondo posto per Verona, arriva Fruzzetti e la volta di Pantò e quindi Gaffurini, e poi la volta delle maglie Opla e le maglie della Mastro Marco anche nelle prime posizioni del gruppo. Si sta selezionando, si sta allungando il plotone, ma ancora fasi centrali di corsa, percorsi 39 km, quindi ancora incerta la situazione. Siamo in una fase ancora in cui non si riesce a capire l'evolversi della corsa, anche perché le numerose ascese alle 4 Madonne ogni giro praticamente rivoluzionano e cambiano fisionomia all'aspetto della corsa. Noi lasciamo sfilare il gruppo che, come vedete, si è allungato particolarmente, si è magari anche spezzettato in più tronconi. Qua se ne conclude uno e poi ancora via via tutti gli altri, ma il gruppo praticamente da testa a coda era chiuso in appena un minuto primo, quindi è ancora tutto possibile, ancora tutto può evolversi in questa 49esima edizione del Gran Premio Città di Vinci, organizzazione a cura del Comune di Vinci in collaborazione con il gruppo sportivo Maltinti. Intanto tratto in discesa, come vedete il gruppo si mantiene particolarmente allungato. E con le immagini passiamo al 52esimo chilometro, un drappello particolarmente numeroso al comando, forte di una ventina di unità, con il numero 75, lo abbiamo visto anche in precedenza, Andrea Barbetta, grande protagonista. Poi viene rilevato dal numero 23 Riccardo Stacchiotti, marchigiano, che milita nella Reca Motrador, con il numero 5 Michael Fruzzetti della Maltinti Banca di Cambiano. Con il numero 34 invece troviamo Amedeo Tabini dell'Amore e Vita Ciaponi, e poi è la volta di Giovanni Petroni della Gragnano Sporting Club. Viene rilevato dal dorsale di gara numero 95 Luigi Miletta, secondo sabato scorso a Lippiano, gara vinta da Andrea Fedi. E poi la volta di Diego Borgi della formazione Maltinti Banca di Cambiano, e poi il suo compagno di squadra Andrea Zanetti. Intanto si seleziona in questo tratto in salita il plotone, dietro stanno rientrando gli altri atleti, quindi si rimescolano le carte. Infatti il gruppo era segnalato ad una trentina di secondi, ma ancora tutto è possibile, perché questi 25 atleti che guidano la corsa stanno per transitare sotto il contagiri. A fare l'andatura con il numero 119 è Alberto Bettiole, lo scorso anno campione europeo a cronometro della categoria juniores. Noi lasciamo sfilare il drappello degli uomini alla comando, come vedete particolarmente numeroso, 30 unità lo compongono, seguiti dal giudice in moto, e poi arriva il resto del gruppo pilotato da Simone Antonini e via via tutti gli altri. Ritardo 30 secondi per il plotone, che quindi a questo punto deve decisamente darsi una svegliata, perché 4 giri alla termine, sono già state affrontate 3 volte la salita delle 4 Madonne. Adesso si entra nella fase più delicata di corsa, quella centrale, dove possono nascere azioni importanti, e quindi è necessario, specialmente in una giornata calda come oggi, tenere gli occhi ben aperti per non lasciarsi sfuggire niente. Uno sguardo sulla cittadina di Vinci e noi riprendiamo dalla nostra cronaca con 71 km di gara percorsi. Colin Valzac, il laziale di Latina, a fare l'andatura, la maglia della
Mastro Marco Chianti Sensi, dorsale di gara numero 132. Davvero sta facendo un buon ritmo, viene però subito superato dal dorsale di gara numero 94 Stefano Lucchesi, che si porta in testa con la maglia della Gragnano Sporting Club nel tentativo di forzare i tempi, non molla un metro invece Marco Zamparella della Maltinti Banca di Cambiano, che si porta subito alla ruota del corridore della formazione lucchese. Dietro, più indietro, poco più indietro tutti gli altri con le maglie Big Hunter nelle prime posizioni del gruppo. Andremo a vedere di chi si tratta. Intanto qui vediamo Thomas Pinaglia dell'Idea Shoes che si riporta su Zamparella e su Lucchesi. Poi arriva anche la maglia della formazione Amore e Vita e poi ancora Petroni, poi abbiamo visto Wackerman, poi Bettiol. Queste sono le prime posizioni del gruppo che insegue il terzetto alla comando, ma praticamente hanno chiuso, infatti il gruppo è tornato compatto. Adesso Zamparella si pone in testa a fare l'andatura, vediamo Petroni, Wackerman, Bettiol inquadrati in questo momento. Prova anche Anichini adesso a fare un ritmo, l'atleta della formazione organizzatrice. Si è selezionato notevolmente il gruppo, poi arrivano via via tutti gli altri. Questi sono i corridori che inseguono. Questo è con il dorsale di gara numero 14 Federico Scotti della Malmantile Ciclistica Malmantile, che insegue e guida l'inseguimento del gruppo. E poi ancora vediamo le maglie dell'Idea Shoes, quelle della Gragnano Sporting Club con Carmelo Consolato Pantò. Eccolo qua inquadrato con il dorsale di gara numero 97, la maglia giallo-nera della formazione lucchese, che si sta riportando sulla testa della corsa. Insieme a lui con il numero 83 è Mauro Malcassoli, atleta bergamasco della Delio Gallina Colosio. Siamo adesso nel tratto in salita, c'è l'allungo di Luca Wackerman, il milanese di Ro che milita nella Mastro Marco Chianti Sensi, che prova ad allungare. Terzo sabato scorso a Bivigliano, grande protagonista di queste fasi di stagione. Gli manca la vittoria in questo periodo, ha già vinto però all'inizio stagione a Castiglion Fiorentino. In seconda ruota si porta Alberto Bettiol, anche lui grande protagonista, anche lui sempre nel vivo della corsa fino a questo momento. Merita sicuramente un bravo, entrambi meritano un bravo, sono entrambi molto giovani. Bettiol classe 93, Wackerman classe 92. Entrambi sono stati azzurri nella categoria juniores, entrambi sono stati campioni europei. Wackerman fu campione europeo della prova in linea nel primo anno della categoria juniores, mentre Bettiol campione europeo della prova a cronometro lo scorso anno. Siamo tornati in pianura, percorsi 76 km di gara. Il gruppo anticipato da Cristiano Sbaragli si presenta allungato con qualche buco, ma praticamente possiamo parlare di un gruppo forte, di una cinquantina di unità che viaggia praticamente compatto quando ormai abbiamo superato decisamente metà corsa. E noi con le immagini, con la nostra sintesi, ci portiamo nel centro abitato di Vinci, dove uno scatenato Alberto Bettiol, davvero lo sottolineavo in precedenza, sempre nel vivo della corsa. Il corridore di Castel Fiorentino è lì davanti a fare l'andatura. Alla sua ruota Nicola Gaffurini della Delio Gallina Colosio, ed ancora Federico Scotti, e più indietro Cristiano Sbaragli con alla sua ruota vediamo anche gli atleti dell'Idea Shoes, quelli della Red Camo Cador, quelli della Maltinti, la maglia della Mastro Marco, ancora della Gragnano Sporting Club, via via tutti gli altri. Intanto 2 giri al termine, quindi 2 ripetizioni della salita verso le 4 Madonne, e questi atleti hanno un vantaggio di pochi metri sul resto dei corridori. Praticamente un drappello forte di una quarantina di unità si sta formando in testa alla corsa, e noi torniamo in salita per la penultima ascesa delle 4 Madonne. Uno scatenato Marco Zamparella, inquadrato in questo momento il corridore pisano del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, ha attaccato subito all'inizio della penultima ripetizione delle 4 Madonne. Adesso viaggia da solo con qualche metro di vantaggio, prende una borraccia, giornata caldissima, e Marco Zamparella ne approfitta per dissetarsi, vincitore quest'anno della Firenze Empoli. Alle sue spalle si scatena Carmelo Consolato Pantò, che si riporta su Zamparella, e vediamo adesso cosa succederà in questa penultima ascesa. Anche Corrado Lampa nelle prime posizioni, così come Andrea Fedi, così come Giovanni Petroni. C'è presente anche
il corridore David Tintori dell'Idea Shoes. Dietro di lui vediamo si tratta di Zamparella, che è stato il promotore di questa azione. Arriva anche il Culivieri, eccolo qua l'atleta dell'Idea Shoes, nutrita la presenza degli atleti della formazione pisana. Quindi abbiamo detto Lampa, Consolato, Pantò, Fedi, Tintori e poi ancora Petroni. Sono questi gli atleti che compongono la testa della corsa, con Ulivieri e poi via via tutti gli altri. Adesso è Fedi che prova a fare il forcing in questo tratto in salita. Bella l'azione del corridore pistoiese del Opla Vega Track Italia Valdarno. Si alza sui pedali, Lampa alla sua ruota, terza posizione per Petroni, più indietro Zamparella, quindi Tintori e via via tutti gli altri. Io ne approfitto per ricordarvi alcuni dei partner dell'organizzazione, come la Corradini Gas, come la Cucina Casalinga Gastronomia per Buon Gustai a Castello Fiorentino, ed ancora la Fiera di Luglio a Vinci e la IMPA 50 anni di passione, la Vettoria Lux, la Streda Costruzioni Meccaniche, la Banca di Cambiano, la Biba Calzature, la Rossetti Vini e Servizi, la San Montana, l'Oleificio Cooperativa Montalbano e ovviamente la Maltinti Lampadari. Siamo ormai in vista dello scollinamento alla penultima ascesa delle 4 Madonne. Uno scatenato Marco Zamparella, alla sua lotta Alberto Bettiol, in terza posizione Corrado Lampa. Queste sono le prime 3 posizioni al passaggio dal Gran Premio della Montagna. Segue Fedi, quindi Sbaragli, Pantò, Petroni e via via tutti gli altri. Un drappello di una decina di unità si forma al comando. Arrivano adesso anche tutti gli altri corridori che facevano parte del folto gruppo che ha animato questa parte centrale. Arriva adesso anche il grosso, ciò che è rimasto del grosso del gruppo. Infatti c'è stata una notevole selezione e molti abbandoni. Tanto salutiamo anche la direzione di corsa affidata a Mecacci. E con le immagini ci portiamo ad un giro e mezzo dalla conclusione, località Mercatale, con questa bella azione del dorsale di gara numero 78 che sta cercando di portare via un'azione, è Luca Ferrante, insieme a lui David Tintori, due atleti particolarmente dotati. Vedremo se riusciranno a guadagnare qualcosa nei confronti del resto degli avversari. Hanno guadagnato di già un centinaio di metri. Ci troviamo nella zona industriale di Mercatale. Sandro Manzi prende il numero dei dorsali per comunicarlo agli appassionati, agli addetti ai lavori. Intanto sta rientrando Nicola Gaffurini, quindi 2 atleti della Delio Gallina e un atleta dell'Idea Shoes. Andiamo a riepilogare i componenti del terzetto al comando. Luca Ferrante è stato il promotore dell'azione insieme a David Tintori. Su di loro si è riportato un brillantissimo Nicola Gaffurini, quindi un terzetto al comando, 2 le maglie della Delio Gallina Colosio, una quella dell'Idea Shoes. Lasciamo sfilare gli uomini al comando. All'inseguimento è Simone Antonini insieme a il corridore di casa della formazione di casa Samuele Anichini, che si incaricano ovviamente di portare avanti l'inseguimento, e poi gli atleti della Delio Gallina che ovviamente hanno tutto l'interesse a far sì che il plotone non recuperi. Prova anche Carmelo Consolato Pantò a recuperare nei confronti della testa della corsa. Il vantaggio adesso è di 20 secondi, ci segnala Radio Informazione in corsa, quindi stanno guadagnando i 3 al comando. Ovviamente Corrado Lampa fa da guardia della maglia e quella della Delio Gallina Colosio, e quindi ha tutto l'interesse affinché l'azione dei 3, lui ovviamente ha 2 compagni di squadra su 3 davanti, ha tutto l'interesse che l'azione vada fino in fondo. Ma c'è ancora una volta da affrontare la salita verso le 4 Madonne, quindi ancora non possiamo dire se questa potrà essere l'azione giusta o meno. Dovremo capirlo, probabilmente già in salita riusciremo a capire se i 3 davanti hanno la forza e la voglia per far bene, le gambe soprattutto, perché siamo nel finale di una corsa dura, resa ancora più impegnativa dal caldo e dall'umidità, e quindi sarà importante vedere nel tratto in salita se i 3 al comando, vale a dire Nicola Gaffurini e Luca Ferrante della Delio Gallina e David Tintori dell'Idea Shoes, hanno le gambe per riuscire a tenere il vantaggio, che adesso supera i 30 secondi. Nicola Gaffurini in testa, si porta adesso al comando Luca Ferrante, si mantiene passivo per il momento David Tintori. Ovviamente non può in questo frangente essere molto collaborativo, è praticamente isolato con 2 atleti della stessa formazione insieme a lui.
formazione che quest'anno ha vinto la gara nazionale a Pretola e poi ancora nessun altro successo. Meritano comunque tanto questi ragazzi perché hanno fatto davvero una grande stagione con grandi risultati e piazzamenti e sempre protagonisti nelle gare importanti anche al Giro d'Italia. Tanto le maglie della Maltinti Banca di Camiano a fare l'andatura in testa al gruppo, che accusa un ritardo di una 45 di secondi e quindi diventa a questo punto un'azione davvero importante, anche perché in salita, lo state vedendo in questo momento, non scherzano questi tre, stanno spingendo molto forte con Luca Ferrante in testa, Nicola Caffurini in seconda posizione, David Tintori in terza. Stanno spingendo a fondo anche nel tratto più impegnativo della salita. Ci credono a questo punto, specialmente i due atleti della Delio Gallina Colosio, vogliono a tutti i costi compiere questa vittoria, vogliono a tutti i costi raggiungere il successo. Proverà sicuramente a guastargli le feste David Tintori, che per il momento si mantiene passivo. Noi lasciamo passare i tre atleti al comando e poi ci riportiamo verso il Gran Premio della Montagna con Nicola Caffurini, che adesso sta facendo l'andatura sul compagno di squadra Luca Ferrante. Nicola Caffurini, grande protagonista del Giro d'Italia quest'anno, eccolo qua in primo piano, l'atleta bresciano della Delio Gallina Colosio Inox, che transita in prima posizione dalle 4 Madonne, svolta a destra, inizia la discesa. Caffurini, Ferrante, Tintori, eccoli dal terzetto, e poi ancora Fedi, Buzzi e quindi Sbaragli, Wackerman, Lampa e via via tutti gli altri che fanno parte del grosso del gruppo che accusa un ritardo di 40 secondi dalla testa della corsa, quindi ancora aperta, anche se davanti hanno dimostrato di avere le gambe per far bene. Chiude il drappello degli uomini al comando degli uomini che inseguono Federico Pozzetto. Noi siamo tornati in pianura con uno scatenato Nicola Caffurini che porta avanti l'azione del terzetto, Luca Ferrante e quindi David Tintori. Tanto si è rannuvolato, rischio pioggia nel finale. L'umidità e il caldo rendono ancora più impegnativa questa gara e come vedete Luca Ferrante ancora in testa, spinge a fondo il corridore della formazione bresciana e poi ancora alle loro spalle il gruppo pilotato da Andrea Fedi del team Opla Track Italia Valdarno. Eccolo qua il vincitore di Lippiano di sabato scorso, successo colto davanti a Luigi Miletta della Gagnano Sporting Club. E poi ancora vediamo le maglie del team Opla, poi quelle della formazione Big Hunter, ancora quelle dell'Idea Shoes della Malmantile e via via tutti gli altri che fanno parte di questo drappello forte di una 25 di unità che insegue il terzetto al comando. Fedi ci crede ancora, così come ci credono i suoi compagni di squadra nel tentativo quindi di recuperare il distacco. Anche Matteo Belli sta dando una grande mano, eccolo qua Fedi che dà il cambio a Belli. Sono loro due che si incaricano dell'inseguimento, finché però saranno solo in due a tirare, non riusciranno ad andare molto lontano, 5 km dalla conclusione, perché sono due che tirano anche davanti e ogni tanto David Tintori dà il proprio contributo. Vuole giocarsi il successo anche il corridore della formazione toscana Idea Shoes, può fare il guastafeste, può cercare di rompere le uova nel paniere ai due atleti della formazione bresciana. Qui un bel primo piano su Luca Ferrante che spinge a fondo davanti al compagno di squadra Nicola Caffurini e David Tintori. Stiamo in località Mercatale, 4 km 500 metri dal termine. Vi ricordo che gli ultimi 2000 metri sono in salita, questo rappresenta sicuramente un ostacolo per i tre al comando. E dietro ancora Andrea Fedi, ancora tutta il pistoiese del team Opla, buon passista, sta cercando davvero di recuperare, qualcosa guadagnano dietro, 25 secondi adesso. C'è da considerare che davanti, quando inizieranno gli ultimi 2 km, saranno più stanchi e quindi gli ultimi 2 km in salita possono ancora riscrivere totalmente questa 49esima edizione del Gran Premio Città di Vinci. Vediamo anche le maglie dell'Idea Shoes della Malmantile nelle prime posizioni del gruppo. Non capiamo per il momento la tattica dell'Idea Shoes, infatti l'atleta che avevamo visto in precedenza faceva la stopper, però davanti Tintori rischia di essere stretto nella morsa dei due atleti della Delio Gallina. Vedremo se la formazione dei direttori sportivi Massini e Balducci si accontenterà di un piazzamento o se proverà
a fare la voce grossa e a ribaltare questa manifestazione. Per il momento sembra che vogliano puntare tutto su Tintori, anche se con due atleti della stessa formazione con lui non è facile assolutamente riuscire a cogliere il risultato pieno. Intanto stiamo per entrare nell'abitato di Vinci, 2 km dal termine, sta per iniziare il tratto in salita. Nicola Gaffurini, eccolo qua, l'atleta bresciano della Delio Gallina Colosio, Inox, sta spingendo a tutta, insieme a lui il compagno di squadra Luca Ferrante, con loro ovviamente passivo David Tintori dell'Idea Shoes. 1700 metri al termine, inizia il tratto in salita, si entra nell'abitato di Vinci. A questo punto diventa fondamentale ogni singola goccia di energia, perché dietro il gruppo è segnalato il rimonta, 20 secondi per il plotone. Si disseta David Tintori, getta via la borraccia per essere il più leggero possibile in questo tratto in salita. Nicola Gaffurini in testa, gli dà il cambio a David Tintori, siamo negli ultimi metri di corsa. David Tintori si porta in testa per testare il polso agli avversari, ai due della Delio Gallina Colosio Inox. Ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di corsa. Tintori in testa, Ferrante in seconda posizione e Gaffurini che si chiude la maglia in terza. Siamo sull'arrivo, partito lo sprint con Gaffurini che va a vincere. Prima vittoria stagionale per Gaffurini, secondo posto per David Tintori, terzo è Luca Ferrante. Bella vittoria per Gaffurini, che avrà una dedica speciale, lo sentiremo nelle interviste. Intanto quarta posizione per Sbaragli davanti a Wackerman, Stacchiotti, Pantò, Zamparella, Ulivieri e Buzzi. E questo l'epilogo, la bella vittoria di Gaffurini davanti a David Tintori. Terzo posto per Luca Ferrante e il dominio della Delio Gallina Colosio Inox. Andiamo con le interviste. Nicola Gaffurini, alla fine è arrivata questa prima vittoria stagionale dopo tanti piazzamenti, ci voleva? Sì, ci voleva, ho fatto 4 podi, l'ultimo domenica a Garruffo ho fatto terzo. Ci voleva, oggi abbiamo fatto una grande gara, nel finale siamo rimasti 30 corridori, eravamo 6 o 7 credo, eravamo in superiorità numerica, abbiamo attaccato io e Ferrante, è stato fantastico e sono riuscito a vincere. Ci tenevo perché è quasi un anno che è venuto a mancare il mio amico Lorenzo Mola e gli avevo promesso che avrei vinto per lui e finalmente ce l'ho fatta. David Tintori, hai provato contro questo duo ma non c'è stato niente da fare, un secondo posto che ti soddisfa? Beh, insomma mi soddisfa, insomma speravo di vincere perché li avevo visti tutti e due affaticati e niente, nel finale avevo anche smesso di tirare proprio per provare a vincere la volata, però mi è andata male. Luca Ferrante, terzo posto, ma è un terzo posto che ha dietro il sapore della vittoria, quella di Nicola Gaffurini, ci voleva? Sì, ci voleva per la squadra, ma soprattutto per lui, per Nicola, oltre che compagno, grande amico. Ci voleva perché era da tanto che continuava a fare podi, secondi, terzi, se la meritava. Senti, a questo punto la vostra squadra, diceva Gaffurini, dopo Pretola non era più riuscita a vincere, ci voleva, speriamo che sblocchi, che rompa il ghiaccio questa vittoria. Sì, speriamo che rompi il ghiaccio, era da Pretola che non vincevamo, ma siamo stati molto sfortunati, ma eravamo sempre lì. Raffaello Lippi, presidente del gruppo Montalbano, questo Città di Vinci ormai è la storia del ciclismo in queste terre. Lorenzo Maltinti e la sua organizzazione hanno fatto un grande lavoro anche quest'anno. Ma io ho accettato volentieri l'invito dell'amico Lorenzo Martinti perché, come ha detto lei, è un'istituzione, come la nostra azienda è un'istituzione sui Montalbano, il nostro gruppo, e ci lega da grandi rapporti di amicizia. Anche l'anno scorso, quando abbiamo fatto il campionato toscano, l'abbiamo avuto nella nostra azienda, insomma siamo grandi rapporti, lui sul territorio come ciclismo, noi come produttori, e lo ringrazio di questa bellissima corsa perché sta veramente bella e entusiasmante. Lorenzo Parenti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, a fianco ormai di Maltinti da tanti anni, anche quest'oggi una grande fatica organizzativa che si può dire, l'avete lasciata alle spalle con grande soddisfazione. Sì, indubbiamente, sai, quando si organizzano tante corse nell'arco dell'anno, poi si arriva alla fine, si comincia a sentire anche un po' di scantezza nella fase organizzativa, però è sempre un successo, tante persone,
un buon risultato finale come podio e indubbiamente siamo soddisfatti da questi risultati organizzativi. Dario Parrini, sindaco di Vinci, che ospita ormai da anni questo Gran Premio Città di Vinci, ospita con grande enfasi questa organizzazione di Maltinti, che anche quest'anno non si è smentita, ancora una grande organizzazione. Renzo Maltinti fa sempre un ottimo lavoro, lui e i suoi collaboratori meritano ringraziamento. Siamo alla vigilia della 50ª edizione, questa è una corsa prestigiosa che è sempre onorata da una bellissima partecipazione di atleti e di pubblico. Anche quest'anno si è visto, insomma, quanto questo sport raccolga entusiasmo e passione nelle nostre terre. La città era piena, è stata una bella corsa, ottimamente organizzata. Paolo Santini, assessore allo sport del Comune di Vinci, dicevamo con gli ospiti che l'hanno preceduta, ormai una garanzia, il nome del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano, che ha legato la propria avventura a quella del Gran Premio Città di Vinci, tanti anni alle spalle, tanti anni si spera a venire, e questa è stata una grande edizione. Sì, è stata una bellissima edizione, onorata dai corridori dall'inizio alla fine, un ottimo vincitore, e visto che lei ha rammentato il futuro, pensiamo già da oggi, anzi diciamo da domani, alla 50ª edizione del Città di Vinci, sempre in collaborazione con Maltinti. E posso preannunciare che sarà un arrivo diverso rispetto a questo, altrettanto bello e più legato a Leonardo. Renzo Maltinti, un'altra alle spalle, un'altra edizione del Città di Vinci perfettamente organizzata, con un vincitore che ormai da tutto l'anno è sulla breccia dell'onda. Gli mancava la vittoria e gli è arrivata in questa corsa prestigiosa che anche quest'anno avete organizzato alla grande. Sì, io parlavo prima con il direttore sportivo della Delio Gallina, mi diceva che anche loro avevano fatto tanti piazzamenti, non riuscivano a vincere quanto speravano, però la squadra sua era in crescita, sicché oggi hanno coronato veramente una bella vittoria, un bel lotto di partenti, e credo che naturalmente questa la mettiamo in cantiere aspettando la 50ª edizione il prossimo anno, in cui naturalmente abbiamo in mente cose nuove e ve le spiegheremo strada facendo. Allora, un grazie va sicuramente all'amministrazione comunale di Vinci e a tutte le persone che vi danno una mano e che vi supportano. Sì, cominciando dal sindaco Dario Parrini, all'assessore, a tutti, perché insomma Vinci ormai tanti anni ci veniamo e tutti, come vedete, sono veramente bravi. Noi vorremmo sempre avere delle organizzazioni a questa maniera, perché ci diventa più facile lavorare anche noi.